Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Focus TG. Allora, Mestre e Venezia resteranno un comune unico, molto semplice, è andato a votare solamente il 22% degli elettori, il quorum non è lontano, è lontanissimo, a una distanza siderale, veramente è stata anche una scelta evidentemente quella di non andare a votare. Chi è andato ha detto sì al 66%, ma i dati a questo punto sono irrilevanti. Ha vinto la saggezza, pronti a risolvere i problemi di Venezia e di Mestre. Scelgono la via dell'ironia, la casa del sì di Piazza Ferretto, tappezzando la sede di un articolo che non è del giornale di oggi, ma del 26 giugno 1989, dopo il secondo referendum sulla divisione amministrativa tra Mestre e Venezia. I risultati del 2019 parlano di un'affluenza molto bassa, ma, dicono qui, in un contesto molto difficile. Sicuramente una campagna di astensionismo fatta dall'amministrazione comunale, il sindaco in primis, ma anche dagli assessori che hanno dato delle informazioni assolutamente non corrispondenti al vero e che noi abbiamo anche in realtà contestato con dati e con ragionamenti veritieri. Per contro noi abbiamo dato dei dati concreti, calcolati con i bilanci suddivisi, la tariffa rifiuti, ma non hanno avuto lo stesso risalto. Quello che bisogna dire però è che non li hanno mai contestati. Dal referendum resta tra l'altro un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro l'imposizione del quorum in un referendum consultivo, un'interrogazione al Ministero degli Interni sul comportamento del Comune di Venezia durante la campagna elettorale, una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dell'assessore al bilancio con l'accusa di diffusione di notizie false, ma soprattutto rimane uno schieramento trasversale di 30.000 voti che potrebbe pesare non poco alle prossime elezioni comunali. Nell'area lagunare c'è stata una percentuale bulgara di sì. Uno dice che sono andati in pochi a votare, non ha importanza, si parla comunque di 14.000 voti, che sono tanti rispetto all'elettorato del centro storico, e teniamo presente che non considerano che non potevano andare a votare tutti quelli che hanno cittadinanza anche europea, non italiana, e stranamente non potevano andare a votare, quindi 12.000 persone su 53.000. Quindi su Venezia i giochi sono tutti aperti e quindi abbiamo un patrimonio enorme di voti che dobbiamo adesso in qualche maniera, diciamo, soddisfare nell'anelito ad avere un comune autonomo che si occupi esclusivamente dei problemi di una città complicatissima e speciale come Venezia. Insomma, sembra proprio che non mollino i comitati nonostante questo sia l'ennesimo referendum che finisce in questo modo, ma parliamo, ma come avete visto ci sono anche ricorsi pendenti, quindi vedremo. Sentiamo cosa ne dice il governatore della regione Veneto Luca Zaia. Questo quorum che è considerato illegittimo? Ma guardi, è un diritto di tutti i cittadini ricorrere al TAR. Come si dice in Italia, un ricorso non si nega più a nessuno. Staremo a vedere poi il Tribunale cosa dice. Noi pensiamo di aver fatto le carte e aver fatto soprattutto le procedure come andavano fatte, punto. Poi prendo anche atto che 8 cittadini su 10 non sono andati a votare. Così il presidente di regione Luca Zaia sulla validità o meno del quorum in questo quinto referendum sulla divisione tra Mestre e Venezia, che come è noto era soltanto di tipo consultivo. Torneranno alla carica? Ma guardi, è una pietra tombale, però è pur vero che la norma permette a chiunque il mattino di svegliarsi e proporre un referendum, questa è la verità. Dico che si dovrebbe ragionare sulla ciclicità, quindi garantire ovviamente democraticamente la consultazione referendaria in generale per il referendum, ma stabilendo che qualora un referendum andasse male ci sia un arco temporale nel quale non si ripresenta più e soprattutto, diciamolo, dopo 5 tentativi penso che sia anche assurdo pensare ancora di ripresentarlo ancora. Mi sembra chiaro che quando 2 persone solo su 10 decidono di andare a votare vuol dire che nessuno è interessato. Insomma, è stato abbastanza chiaro, del tutto in contrapposizione, insomma, con il Comitato per il sì, ma sentiamo anche la reazione del no, visto che comunque oltre all'astensione c'è anche chi è andato a votare, ha deciso di votare no. Quando la popolazione non va ad un referendum consultivo, significa che quella consultazione è di per sé non gradita, inutile, riceve già un giudizio negativo, un risultato che va oltre quello che erano le aspettative sia di chi
ha proposto il referendum, sia di chi si è opposto al quesito referendario. In questa dimensione sicuramente non era prevedibile. Un risultato, quello del referendum del 1° dicembre, che ha sorpreso anche i comitati del no sui numeri, soprattutto quelli dell'affluenza. Ma il giorno dopo è in particolare quello che deve far riflettere anche sui costi sostenuti nel tempo. I costi ci sono stati, perché in 5 edizioni di questo referendum i cittadini della Regione Veneto hanno pagato quasi 5 milioni di euro. Secondo noi è superfluo dire che si potevano investire queste cifre in altro modo, molto più utile per la cittadinanza, questo è ovvio, ma anche è uno spreco di risorse intellettuali e di risorse operative che invece si sarebbero potute utilizzare per la ricerca di soluzioni ai problemi che comunque rimangono. Insomma, questa è la pagina del referendum quindi fallito per quanto riguarda la separazione tra Mestre e Venezia. Le altre notizie della regione, diamo anche un'occhiata alle sardine di nuovo dopo la pausa. Facciamo un passo indietro al fine settimana e ragioniamo su quella che è una delle piazze più importanti del Veneto, ovvero le piazze padovane, e quella che è stata indubbiamente un successo visivo della manifestazione delle sardine. La pioggia non ha fermato le sardine che si sono date appuntamento a Padova domenica pomeriggio, stipate in Piazza delle Erbe circa 6.000 persone per il loro primo raduno nella città del Santo. I manifestanti hanno riempito la porzione di piazza a loro riservata, mentre l'altra metà era occupata da un evento sportivo. Tanta gente così ha trovato posto anche sulle scale di Palazzo della Ragione e sotto i portici di Palazzo Moroni, sede del comune. In piazza assenti i simboli di partito, ma solo cartelli, striscioni, sagome a forma di pesce e ombrelli colorati. La piazza ha intonato Bella Ciao e gli altoparlanti hanno trasmesso Com'è profondo il mare di Lucio Dalla e l'inno di Mameli. Migliaia di persone hanno scandito anche gli slogan Padova è antifascista, Padova non si lega. Poi hanno fatto scorrere uno striscione, Padova non abbocca, stop al razzismo. Ho tanto rispetto di questa piazza bella e spontanea, ha scritto in una nota il sindaco Sergio Giordani e tutta la sua giunta. Meno odio, più umanità, più comunità, è questo che chiedono e su questo la politica si deve impegnare. I padovani hanno un grande cuore e qualcosa da insegnare, conclude il primo cittadino. Siccome non si riesce a fare nulla senza far scattare una polemica, c'è una polemica anche sulla costruzione della nuova pediatria a Padova e proprio il sindaco Giordani vuole assolutamente andare dritto. Il nuovo reparto di pediatria è al centro di una battaglia di carte bollate che dopo una prima ondata di polemiche ora sembra stia rientrando a favore di una soluzione condivisa. Mentre procede infatti a gonfie vele la trattativa per l'iter burocratico del nuovo ospedale a Padova Est, che potrebbe addirittura anticipare i tempi di 3 mesi e concludere la prima fase progettuale per febbraio-marzo dell'anno prossimo, la costruzione del nuovo edificio di pediatria ha subito uno stop. Se non viene fatto pediatria, primo è da vergognarsi. È imbarazzante perché trovi medici eccezionali, però bisogna vedere che situazione sono. Chi contesta sempre e ogni volta c'è qualche problema, si faccia un giro in pediatria. In realtà il sindaco conferma che il progetto va avanti, ma la sovrintendenza chiede di modificare l'estetica dell'edificio, l'impatto ambientale, la convivenza con il Parco delle Mura. Ad esempio un'alternativa è la facciata in vetro, che però costerà di più. La regione, che finanzia il progetto, è disposta a rivedere le cifre, ma senza buttare i soldi dalla finestra. Io capisco l'ambiente, capisco tutto, a me va bene tutto quanto, però cerchiamo di essere ragionevoli e pensare in grande. Noi abbiamo una classe medica importantissima a livello europeo. Se non diamo le strutture, dove vanno? Vanno in qualche altra città, è normale. Con un progetto più sostenibile, la sovrintendenza darà il suo via libera, ne è convinto il sindaco Giordani. Il rischio, d'altra parte, è che se ne vadano anche i pazienti, che ormai si possono considerare come clienti. Se non si trovano bene a Padova, andranno nelle strutture ospedaliere di altre città e questo va evitato a tutti i costi.
Non solo in Lessinia, nell'altopiano, nel Bellunese, ma anche più in basso, parliamo di Valdobbiadene, il lupo allarga il suo raggio d'azione. Sembra che non ci siano dubbi. A sbranare quest'asino di 20 anni sul Monte Cesenna sarebbe stato un lupo, forse lo stesso che nell'ultimo periodo sta colpendo in Valbelluna, nella zona di Lentiai. Questa è la fine del povero animale appartenente all'azienda agricola di Fabio Piccolin, che a Valdobbiadene è anche presidente della sezione locale della Coldiretti. L'agguato risale alla scorsa settimana, ad avvisare il proprietario alcuni cacciatori. Dalle impronte che ci sono lì in zona sembrerebbe un animale solo che ha predato l'asino. E adesso stiamo facendo tutte le constatazioni, ma dovrebbe essere un lupo, insomma. L'asino, sta emergendo dai rilievi, è stato azzannato alla gola da un singolo animale, dinamica che è tipica proprio dei lupi. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti sia gli uomini del Corpo Forestale che i colleghi della Polizia Provinciale di Treviso. Quanto al Monte Cesenna, non è nuovo alle invasioni di animali selvatici, spesso appartenenti a specie non autoctone. Tra gli allevatori c'è apprensione. Diciamo che in questi anni tra i cinghiali che hanno ribaltato tutti i prati pascoli e adesso il lupo che per facilità prende le prede, diciamo gli animali domestici, siamo un po' preoccupati. Ecco, so che anche le maghe su in cima mi dicono che sono un po' terrorizzate tante volte a portare su gli animali. Minacciata e sequestrata in casa di un uomo conosciuto in rete e un arresto da parte dei carabinieri. È finito in manetta, arrestato dai carabinieri, un nigeriano di 26 anni accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. La vittima sarebbe una 22enne della Repubblica Ceca, i due si sarebbero conosciuti in internet. A lanciare l'allarme la stessa donna, con alcuni messaggi d'aiuto mandati a un amico francese che ha poi chiamato i carabinieri. Raccontava di essere trattenuta contro la sua volontà in un appartamento di Tribano ed è lì che si sono precipitati i militari della compagnia di Abano Terme. Al loro arrivo in una stanza trovano la donna straniera visibilmente scossa che viene subito accompagnata in caserma mentre il presunto sequestratore nigeriano viene fermato. La ragazza ha raccontato di aver conosciuto tramite un servizio di messaggistica online l'uomo con il quale aveva iniziato a scriversi in chat. Dopo qualche tempo era stata invitata a Padova per iniziare una relazione. La ragazza consentiva, finendo però nei guai. Lo straniero infatti le avrebbe usato violenza, l'avrebbe minacciata, impedendole di uscire di casa e in un'occasione, dopo alcuni giorni, si sarebbe anche impossessato dei soldi della ragazza, circa 2000 euro, colpendola con pugni e schiaffi, fino a quando, approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, la donna riusciva col suo telefono cellulare a inviare la richiesta d'aiuto. Accompagnata in ospedale a Schiavonia per accertamenti, il nigeriano invece è finito al carcere Due Palazzi. Ancora una volta un incendio minaccia un'area produttiva, un'area industriale, accade molto spesso. Questa volta l'allarme dato in tempo ha evitato danni più seri a Castelfranco. Castelfranco, Bassano, Cittadella e Treviso sono giunti subito sul posto. In realtà, se vedete alle mie spalle, si tratta di una struttura circa di 200-300 metri quadri, però il fatto che le squadre siano arrivate subito hanno permesso di salvare tutto il resto della struttura che vedete dietro, che è una struttura molto ampia. L'allarme immediato di una pattuglia dei carabinieri durante un controllo di routine nella zona e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che da una singola attività le fiamme si propagassero al resto della struttura di via Sile a Salvatronda di Castelfranco. Incendio scoppiato nella serata di domenica all'interno della Carosello, azienda che realizza pannelli pubblicitari utilizzando prevalentemente materie plastiche. Un intervento durato oltre 3 ore. Un po' di materiale infiammabile come vedete alle mie spalle, il vero problema è che stava piovendo e che abbiamo dovuto lavorare in condizioni abbastanza difficili. Abbiamo visto anche una bombola portata fuori. Sì, una bombola e anche quel furgone là che è alle tue spalle, sì. Ingenti i danni per l'attività, mentre nella mattinata sono susseguiti i sopralluoghi con speciali attrezzature per determinare il punto di innesco e se ci sia stata la presenza di acceleranti, anche se al momento si esclude il dolo. Stiamo cercando di capire da dove può essere partito l'incendio, ma stiamo solo facendo le prime verifiche insieme con i carabinieri di Castelfranco. Il pronto intervento ha impedito il peggio. Assolutamente sì, altrimenti eravamo qua a spegnere tutto il resto della struttura. In realtà c'è una buona compartimentazione per cui l'arrivo veloce delle squadre di vigili del fuoco hanno permesso di chiudere l'intervento su questi 200 metri quadri di materiale. Insomma, dare l'allarme in tempo salva anche
tutte le altre attività. Bravi come sempre ai Vigili del Fuoco. Intanto ci fermiamo per una pausa. Che in mano la conoscenza ha in mano il mondo, che in mano la geografia ancora di più. È un periodo di rivincita della geografia perché la geografia domina su quelle che sono le mappe magari tracciate semplicemente con una riga, e in Italia nasce il primo museo della geografia che nasce proprio a Padova, verrà inaugurato domani. Le geografie, disse il geografo, sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto, è molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne. Scriveva così Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. Il potere della geografia sta nella sua capacità di descrivere il mondo e di spiegarne la sua evoluzione. Da qui si aprono le porte del primo museo della geografia d'Italia. Padova, con la sua università, inaugura a Palazzo Wallenborg uno spazio dedicato a questa disciplina spesso sottovalutata. Esplora, misura, racconta sono i 3 temi affrontati nel percorso museale, unico in Italia e tra i primi al mondo nel suo genere di museo geografico universitario. Tra globi antichi e plastici si comprende il valore delle mappe. Le mappe servono a capire dove si trova un luogo, ma servono anche a capire il senso e il significato di questi luoghi. Quindi il nostro obiettivo attraverso il museo è quello di proiettare 2 idee di mappa. Una è quella appunto di una mappa che punta all'esattezza, alla precisione, alla dimensione, come dire, del raggiungimento di un obiettivo, e l'altra invece è più creativa, è più orientata a dare senso ai luoghi che noi viviamo quotidianamente. Lo sguardo dal passato volge al futuro e ai cambiamenti climatici, con le immagini delle varie catastrofi ambientali che colpiscono come schiaffi gli spettatori che entrano nella sala delle metafore. La novità di questo Museo della Geografia è quello di affrontare un percorso partecipato con i visitatori. Noi proponiamo a tutti coloro che sono interessati proprio delle iniziative di ricerca partecipata. Una di queste l'abbiamo svolta già nello scorso settembre e la riproporremo ogni anno, ed è quella appunto di misurare assieme a noi il cambiamento del ghiacciaio della Marmolada. Alla fine si viene coinvolti con azioni fuori dal museo. Un invito a tutti i visitatori a mettersi in gioco e a pescare delle carte alla fine della visita, appunto per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Noi, per esempio, dobbiamo studiare il comportamento delle piante visitando l'orto botanico. Che tra l'altro, lo ricordiamo, è l'orto botanico di Padova, il più antico d'Europa in attività ed inoltre bene dell'umanità UNESCO. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.